Sportivi siciliani di TVM Palermo, ben trovati anche in questa giornata di festa dedicata al mondo del lavoro. Il consueto appuntamento del giovedì che parla di calcio dilettantistico ed in modo particolare nella puntata del giovedì parliamo soprattutto di promozione e di prima categoria. Si sono giocati i play-off e i play-out, pertanto iniziamo a parlare subito del campionato di promozione. Eccola qua la schermata per quanto riguarda le semifinali play-off che si sono disputate. Il Camarat che vince 1-0 contro il Priolo FC, è finito in parità 3-3 l'incontro tra Montelepre e San Fratello Acquedolcese, vincente ai calci di rigore il Montelepre. Sarà dunque Camarat 1972 Montelepre la finale che si giocherà domenica prossima, domenica 4 maggio. Diamo uno sguardo anche alla schermata dei play-out che si sono giocati domenica. Nel girone A, sconfitta del 90-011 Bagheria contro il Valderice Calcio, 2-0 per il Valderice. Vince 1-0 invece la Luntina nel girone B contro l'Atletico Messina. Nel girone C, Serra di Falco batte RSC Riposto 2-1 ed infine nel girone D, vittoria fuori casa del Città di Canicattini 3-0 contro il Frigentini. Rimangono dunque in categoria il Valderice Calcio, la Luntina, il Serra di Falco ed il Città di Canicattini. Attenzione, ti lascio. Occhio qui a De Oliverio che salta a Bordignone in chiusura. Attenzione, è il gol clamoroso da parte dell'Acquedolci del San Fratello e Calabrese che al 7° minuto cambia le sorti della gara. Ancora Rossomando, la chiusura difensiva poi fatta, va a mettere il pallone il piede sul pallone, se lo lascia soffiare, poi Calabrese la mette al centro e arriva il raddoppio del San Fratello è il 2-0, il cross di Rossomando, Pierce, il gol di Nacio, il grandissimo gol, Nacio Pierce la gira col mancino e riapre la gara del Failla, 2-1, il Montelepre c'è, è vivo. 34esimo della ripresa, 11 più recupero, sempre 2-1 per il San Fratello Acquedolcese che la batte la punizione. Attenzione, palla in aria, Bordignon e poi clamoroso terzo gol da parte del San Fratello. Giornataccia oggi di Edoardo Bordignon, di testa Lindner, poi Ferraro e c'è il gol di Ferraro, 3-2 al 90esimo. Al 90esimo Ferraro realizza il 3-2. Castigliola il cross, la rovesciata di Pizzi, gol! E Nacio Pizzi, incredibile pareggio da parte del Montelepre con Nacio Pizzi che fa il 3-3, attacchi argentino e pareggio al 94esimo e 3-3, incredibile. Molinini contro Commisso, primo calcio di rigore, breve rincorsa di Molinini, parte il numero 19 che spiazza Commisso e quindi primo rigore realizzato per il Montelepre con Molinini. Parte De Oliverio Wellington, finta, spiazza Bordignon, quindi parità. Breve rincorsa di Vizzosero che spiazza e Commisso e realizza il secondo calcio di rigore per il Montelepre. Robles contro Bordignon, anche qui spiazza Bordignon. 2-2 il punteggio, 5-5 con il 3-3 della partita. Terzo tiro dal dischetto per il Montelepre. Parte Valerio Fatta che spiazza. Terzo tiro dal dischetto anche per il San Fratello. Parte la conclusione fuori da parte di Truglio.
Pierce contro Commisso. Questa volta Pierce non sbaglia e realizza il 7-5. Piuca contro Bordignon. Parte Piuca e gol. Spiazza, bello il calcio di rigore di Piuca. Benjamin Rossomando, argentino, contro Commisso. È il quinto calcio di rigore che potrebbe valere praticamente per noi il passaggio del turno. Rossomando. Clamoroso. E ora il San Fratello ha la grande possibilità di pareggiare. Parte Caracò che spiazza Bordignon e pareggia. Quindi finisce 7-7 questa tornata di calci di rigore, Mario. Si va a oltranza. Drago contro Commisso. Gol. Parte Wellington. Para Bordignon! Siamo in finale! Incredibile! Finisce 8-7 per il Montelepre e gioia grande sulla tribuna, ma facciamo i complimenti al San Fratello. E quindi ora festa tra giocatori e tifoseria, davvero tanta grande passione in città per questi ragazzi che veramente hanno fatto qualcosa di storico, veramente. Siamo partiti per salvarci quest'anno e ci ritroviamo a fare una finale davvero incredibile. E festa grande qui al Failla. Foto di Rito, vorremmo trovarci lì pure di stessi, ma siamo qui a raccontarvi ancora, a farvi vedere le immagini di questa incredibile giornata di sport con i ragazzi e con il pubblico impazzito di gioia. E festa grande al Failla, e immaginiamo anche per la città di Montelepre a casa staranno gioiendo qui come stiamo facendo noi. Il campo neutro del Marco Tomaselli di Caltanissetta fa da cornice alle Final Four dei playoff nel campionato di promozione. Nell'appendice di regular season che mette in palio l'approdo in eccellenza spicca lo scontro diretto tra Camarat e Priolo Gargallo. Quest'ultimo ha chiuso al quarto posto nel girone D, mentre il Camarat si è dovuto arrendere nel testa a testa col Giarre alla penultima giornata dopo il pareggio per 1-1 sul campo del San Giovanni Gemini. Arbitra il contro il signor Alessandro Ingrassia di Palermo, coadiuvato agli assistenti, anch'essi palermitani, Fabio Marino e Giuseppe Marino. La formazione del Camarat: Manna, Vizzini, Baio, Pettinato, Noto, King, Lupo, Giama, Marchica, Velardi, Serio. Anche al Marco Tomaselli di Caltanissetta, così come in tutto il territorio nazionale, viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Papa Bergoglio. Partiamo col film del primo tempo. Subito il Camarat a spingere con Giama che apre a destra per Marchica, traversone molto interessante per Vizzini che non arriva all'appuntamento col gol al 25esimo. Calcio di punizione, ancora Giama col sinistro messo in calcio d'angolo da Romano. Minuto 38, Vizzini a sinistra punta l'avversario, mette all'indietro per King che esplode la conclusione col destro, solo la deviazione del portiere che non evita il gol dell'1-0. Una rete pesante, quella di King, che porta avanti il Camarat in questa semifinale playoff per il campionato di promozione. Finisce così il primo tempo al Marco Tomaselli di Caltanissetta. Partiamo col film della ripresa al 51esimo. Calcio di punizione di Giama che gira sul primo palo, non arriva Marchica. Minuto 54, ancora Camarat che vuole chiudere ogni discorso, cross dalla destra allontanato. Giama prova a coordinarsi col mancino velenosissimo, brivido per la porta avversaria, incrocio sfiorato. 70esimo, Priolo Gargallo con la Delfa che imbuca per Castro Giovanni. C'è la conclusione dai 22 metri che viene sporcata in calcio d'angolo da Manna. Minuto 76, cambi nel Camarat, entra infatti Marrone per Serio all'82esimo. C'è spazio anche per Sané al posto di Marchica. 90esimo, ovviamente il Priolo Gargallo si butta in avanti per cercare un pareggio che quantomeno
quantomeno porterebbe la sfida ai tempi supplementari. La Delfa pesca la testa di Ferla, debolmente però, verso la porta di Manna che para, finisce così il Camarat, sogna ancora l'eccellenza, proverà a conquistarla nella finale playoff contro il Montelebre, che nel frattempo si sbarazza del San Fratello Acquedolcese ai calci di rigore. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Adesso voltiamo pagina perché parliamo subito del campionato di prima categoria. Anche qui si sono giocati i playoff e i playout, subito la schermata dei playoff. La vittoria del Città di Mascali 2-1 contro il Real Belvedere ed infine Futura che batte il Torregrotta 1973 per 1-0. La partita Città di Cinisi e Gangi è stata rinviata. Per quanto riguarda i playout, Belsitana che vince in casa del Calcio Rangers 1986 1-0, Nuova Azzurra Felice che batte il Città di Calatabbiano 6-0 ed infine Tremestieri e Tenneo che vince in casa contro il Melilli per 3-2. Rimangono dunque in prima categoria Belsitana, Nuova Azzurra Fenice e Tremestieri e Tenneo. Una gara che vale una stagione perché in palio c'è l'agognato salto di categoria finale playoff di prima categoria con la sfida tra Futura Brolo e Torregrotta, il Ciccino Michele di Capodorlando e scontro diretto tra il girone C e raggruppamento D. La Futura Brolo ha chiuso la regular season al secondo posto alle spalle del Pro Falcone, terzo gradino del podio invece per il Torregrotta, dietro Riviera Nord e Città di Santa Teresa. Per quanto riguarda la fase playoff invece la Futura Brolo si è dovuta sbarazzare della concorrenza dell'Orsa, il Torregrotta eliminato prima il Real Rocchenere e poi il Città di Santa Teresa. La formazione del Torregrotta con Foti, Ferlazzo, Matai, Maccarone, Crucitti, Battaglia, Giordano, Isgro, Antonino, Murò, Trimboli e Rasà. Partiamo con il film del primo tempo. Dopo 8 minuti Murò sterza al limite dell'area e va a calciare, para ben fatta al 15esimo. Isgro per vie centrali riesce a servire il pallone in area di rigore dove arriva Trimboli che però calcia sull'esterno della rete. Minuto 22, la Futura Brolo risponde con l'azione manovrata sulla destra, il pallone è messo all'indietro per l'arrivo di Cipriano che in diagonale sfiora il gol del vantaggio al 27esimo. Il pallone in zona saggio irrompe in area di rigore, viene trattenuto ma arriva un giallo per simulazione al calciatore della Futura Brolo. Al 37esimo Battaglia cerca il duetto con Isgro, va al tiro che diventa un campalino in area, prima Rasà, poi la conclusione di Murò che calcia su Benfatta, era tutto fermo per posizione di fuorigioco. L'ultima chance della frazione è ancora Murò che trova la conclusione ma la manda oltre la traversa. Finisce così il primo tempo, Futura Brolo 0, Torregrotta 0 in una gara che vale il salto di categoria. Minuto 46, inizia la ripresa con il Torregrotta, subito l'accelerazione di Isgro che salta l'avversario nell'1 contro 1, poi Benfatta la va a deviare in calcio d'angolo. Minuto 48, dal corner Ferlazzo cerca la deviazione ma non inquadra la porta, ancora una chance propizia per i rossoblù. 52esimo, Rasà cerca la conclusione che finisce oltre la traversa. 56esimo, Isgro dalla destra prova a sterzare, si accentra, fa partire il mancino. Isgro ancora Benfatta sul secondo tentativo e Trimboli che spedisce il pallone alto ma tutto in posizione di fuorigioco segnalata dall'assistente. 58esimo, Aloe per Murò. 59esimo, Isgro sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova il possesso e il destro che però finisce fuori. Al 60esimo arriva un rosso, ammonito Matai che era già stato sanzionato, secondo cartellino giallo e conseguente rosso il Torregrotta in inferiorità numerica. Esce Trimboli, entra Durante. 65esimo, Cipriano si gira bene ma calcia fuori. 67esimo, Lenzo si libera per la conclusione, il pallone termina sul fondo. Minuto 68, adesso la Futura spinge forte anche dell'uomo in più con la punizione di Raffaele Adamo. Foti para, entra Rotella, esce Rasà, deve guardarsi il Torregrotta perché adesso la Futura spinge e come qui col tentativo di Gullà che sterza in area arriva questa deviazione di un difensore torrese che per il direttore di
di gara, vale un calcio di rigore, una scelta che fa protestare il Torregrotta, ma arriva Cipriano dal dischetto e trova il rigore centrale dagli 11 metri, potrebbe valere questo gol, un pesantissimo risultato, quello che garantirebbe la promozione alla futura. Il Torregrotta cerca allora di rendersi pericoloso adesso per cercare il pareggio, ma non arriva rotella sul tentativo di Gross di Sgro. Nel frattempo era entrato Bonaffini per Battaglia, 85esimo, Alessandro Sgro per Crucitti, 90esimo, colpo di testa di Giordano, ben fatta, esce Maccarrone, calcia e spedisce il pallone oltre la traversa, 95esimo, il Torregrotta con il cuore, calcio di punizione che viene allontanato, primo tentativo di Durante sull'appoggio di Foti, poi ci prova anche Rotella che è sempre ben fatta a fare buona guardia, finisce così il match, la futura Brolo può festeggiare la promozione contro il Torregrotta, 1-0 decide il gol di Cipriano a un quarto d'ora dalla fine. Il Torregrotta però può ancora sperare, c'è la Coppa Sicilia. Domenica 27 aprile in collegamento da Scordia dal Comunale Binanti. È da circa 10-12 giorni che ambedue le società aspettano questo fatidico giorno, questa fatidica domenica. Signori, tutto pronto, le squadre sono schierate in campo, sta per iniziare lo spareggio promozione. Partiti! Palla al numero 5 Conselmo che lancia lungo per il numero 10 che viene anticipato da Santitto in fallo laterale. A Davide Mazzeo, la palla a Virzì, attenzione Virzì, ed è gol! Il Città di Mascali passa in vantaggio, splendido gol di Mirko Virzì, ed è gol! Il Città di Mascali al 33esimo passa in vantaggio. Ancora Dama, la Dabbe, splendida, si presenta ed è 2-0 per il Città di Mascali e l'altro Paperino, si tratta di Davide Mazzeo e il secondo gol che a questo punto sancisce, spero e dico, la vittoria del Mascali. Siamo giunti al 45esimo esatto, attenzione, segna Quamè il 2-1. È finita, signori, è finita la partita e il Mascali è in promozione, delirio in campo, il Mascali è in promozione. Un virtuale abbraccio alla città di Mascali e a tutti gli amici mascalesi che sono sistemati là in Piazza Duomo e che sicuramente stanno gioendo più di noi in quanto distanti dalla diretta, ma siamo stati qua insieme a voi per stare bene, per sentirci finalmente importanti. In concomitanza con i play-off e i play-out del campionato di promozione si è pure giocato un turno di Coppa Italia. Eccola qua la schermata. San Fratello Acquedolcese e Borgetto Giardinello è ancora da disputare la partita di ritorno. Gemini Calcio che vince 2-0 contro il Messana 1966. Si giocheranno adesso le partite di ritorno, esattamente domenica 4 e domenica 11 di maggio. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo 1 centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei, credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. In questa squadra si combatte per 1 centimetro. È vero. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per 1 centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per 1 centimetro.
Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa in ogni scontro. È colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. È il football, ragazzi. In chiusura di questa puntata di Penalty riviviamo a questo punto le 4 straordinarie avventure delle 4 squadre che la prossima stagione disputeranno il campionato di eccellenza proprio perché hanno vinto i loro rispettivi gironi. Nel girone A il Bagheria Calcio, nel girone B il Messana 1966, nel girone C il Giarre Calcio ed infine nel girone D il Niscemi FC. La battuta Caracappa, pallone lunghissimo, colpo di testa di Perricone e la sblocca il Bagheria con Perricone, uno dei più attesi, uno di quelli che nonostante giochi dietro il gol ce l'ha nel sangue. 7 minuti 19 secondi, la capolista l'ha già sbloccata, la battuta questa volta primo palo Stassi, l'ha messa il capitano, il gol del 2-0. Fiorentino fronte alla porta, Fiorentino limite sinistro e c'è gloria anche per Fiorentino, prova a passare, riesce a saltare il suo diretto avversario Lucera, ingresso in area, evita anche Cina, conclusione di Lucera che piega le mani a Chiello, poker servito. Cicalese, la palla per Quartuccio che la perde, Giglio per Stassi che fronteggia, Stassi e arriva forse adesso il gol che ristabilisce le distanze, non poteva che segnarlo lui, non poteva che essere di Giorgio Stassi. 4.368 giorni dopo, il Bagheria torna in eccellenza, lo fa con grande merito, lo fa dopo una cavalcata straordinaria dal Marsala all'Aspra, dal 2013 al 2025, torna la città delle ville a giocare il campionato di eccellenza. Bagheria batte Aspra 5-3. È la partita non decisiva, perché la partita decisiva è stata probabilmente quella della scorsa settimana, con la caduta del Montelepre, la caduta a testa altissima del Montelepre, il trionfo del Bagheria che ha potuto gioire di questo sorpasso all'ultima curva e adesso può iniziare a festeggiare, può iniziare ad abbracciarsi, può scrollarsi di dosso la tensione, la paura di non farcela, la paura di subire un'altra beffa. Questa squadra sta soffrendo tantissimo. Dal primo minuto che siamo arrivati qua a questo stadio a fare preparazione c'era un obiettivo da fare, penso che alla fine ce l'abbiamo fatta, non è stato niente facile, ci sono tutte discussioni fra di noi, ma ci sono cose che possono stare, alla fine una squadra quando lotta così per vincere un campionato sono cose che possono succedere e devo dire che questo gruppo quando sono arrivato mi sono trovato benissimo.
Cioè, non è facile quando uno è straniero venire in una squadra così dove ci sono diverse culture, diverse pensieri a volte. E questi ragazzi devo dire che sono stati uniti sempre con noi, con me e con Lautaro, che siamo quelli da fuori, siamo stati sempre uniti, ci hanno dato una grandissima mano dall'inizio. Questo è molto importante. Si festeggiamo con un po' di mate, un po' di sicuramente qualche birra italiana. Vincere! Vincere! E niente, andate così, sono contento. Gioia, siamo felici, È il coronamento di un desiderio che ci portavamo dentro da gruppo da un anno, io da due, per cui sono felice. È stata dura perché abbiamo avuto un avversario a cui vanno i meriti, il Montenegro ha fatto un grandissimo campionato, ne approfitto per complimentarmi con loro, però noi siamo stati sempre sul pezzo, non abbiamo mai mollato. Anche nei momenti un po' difficili siamo stati lì, nonostante loro non mollavano non hanno sbagliato una partita, noi eravamo sempre lì con loro e quindi poi alla fine abbiamo ottenuto il giusto premio. Sono felice per la società, per i ragazzi e per tutti quanti. Abbiamo fatto una grande stagione con i numeri che parlano da sé, quindi ora ci prendiamo questa eccellenza perché penso che ce lo meritiamo dopo un anno di sacrifici. Sono veramente molto contento, quando 2 anni fa ho sposato questo progetto l'obiettivo era quello dell'eccellenza. Diciamo che quest'anno ho ricoperto un po' tutti i ruoli, dico, ci sono messi a disposizione da parte del mister, da parte della squadra e abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Dico, questo lasciamolo stare, una cosa a parte, però dico, va bene così, stiamo festeggiando, stiamo godendo e siamo Abbiamo vinto il campionato, diciamo, all'ultima curva, l'ultima gara e onestamente si sente tanto, guarda, è incredibile, anche questa partita sofferta, partita che non finiva mai, andare avanti con 3 gol di scarto, poi avete visto tutti com'è finita, però alla fine ci siamo riusciti, sono contento per questo successo, per la mia squadra, per il mister, per la società, per il presidente, ma soprattutto per la gente di Bagheria. Però voglio dedicare questa vittoria sicuramente a mia moglie e alla mia famiglia. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici.
il giorno della verità, quello atteso da parecchie settimane, se non da mesi, a distanza di quasi un anno, 355 giorni dopo la retrocessione in promozione, la Messana scende in campo per vincere il campionato e riconquistare l'eccellenza. Nella 26esima e ultima giornata la squadra di mister Cosimini torna sul sintetico del Sorbello Stadium di Bisconte per affrontare il Città di Villafranca. Giallorossi reduci da 5 vittorie consecutive, l'ultima raccolta proprio qui a Bisconte per 3-1 contro l'Atletico Messina. Gli ospiti nell'ultimo turno hanno vinto per 4-0 sulla Promende e si sono guadagnati il terzo posto in classifica. Il timoniere mister Giuseppe Cosimini che schiera così l'ultimo 11 del suo campionato: Ferrara, Giosuè Bonasera, Fragapane, Rizzo, Tricamo, Misiti, Ventra, Ferraù, Gargiulo, Cannavò, Mondello. A disposizione Crupi, Ardiri, Crisafulli, Gazzè, Viscuso, Giuseppe Bonasera, Catalfamo, Arena e Barbera. Fischia il signor Azzolina di Ragusa, gli assistenti sono entrambi di Palermo, Leone e Biondolillo. Prima del fischio iniziale viene osservato un sentito e caloroso minuto di silenzio in memoria di Sara Campanella. Tutta la nostra redazione si stringe al cordoglio e al lutto dell'intera comunità e dei familiari. Partiamo allora col film del primo tempo. La prima chance dopo appena un minuto, tiro al lato di Ferraù. Al quinto è Rizzo che cerca di combinare con Cannavò l'inserimento del centrocampista, il pallone che però termina alto dalla destra. Al settimo cerca lo schema sul calcio d'angolo la Messana, liberando al limite dell'area Ferraù. Mancino, come sempre pericoloso, viene deviato e termina tra le braccia di Taranto. Al sedicesimo Mondello, il suo pressing funziona, non è falloso. Cannavò allora lo manda al cross dalla sinistra, Mondello esegue il pallone sporcato, termina sui piedi di Giosuè Bonasera. Stop, conclusione, il classe 2007 aspetta l'ultima giornata per fare il primo gol del suo campionato, una rete che va a certificare il valore di un under clamoroso in questa stagione per la Messana. Trovato il vantaggio però i padroni di casa non si accontentano, continuano a spingere, vogliono raggiungere l'obiettivo. 19esimo, lancio di Tricamo che apre la corsa a destra di Antonio Ventra, il bomber giallorosso punta l'area di rigore, vorrebbe il gol in quest'ultima giornata. Taranto dice no in uscita, ma lì c'è lui, c'è Cristian Ferraù che fa 2-0 con il sinistro preciso, chirurgico. Ancora un gol in una stagione esaltante per Ferraù, tra i leader tecnici di questa Messana. Siamo al 20esimo al Sorbello Stadium di Bisconte, il Villafranca non vuole fare soltanto la comparsa, azione propizia dalla destra con il pallone che finisce a centro area, buono per Davide Spadicchia che la mette giù, va alla conclusione col mancino, bravissimo, con un balzo felino a respingere Riccardo Ferrara. Minuto 26, doppio tentativo di respinta invece la difesa biancoverde, destro improvviso da parte di Mondello che vorrebbe la rete personale ma Taranto si distende bene. Minuto 27, Rizzo manda Cannavò, poi il lancio di prima su Ventra che difende bene, scaglia il mancino, parata comunque centrale in due tempi per Taranto. 33esimo, Ventra bravo a far correre a destra Giosuè Bonasera, palla all'indietro, Ferraù non arriva con la coordinazione giusta e si impenna la sua conclusione. L'ultima chance al 45esimo è per gli ospiti, calcio di punizione affidato al destro sapiente Nino Bellamacina, pallone centrale tra le braccia di Ferrara. Finisce così il primo tempo, la Messana vede sempre più vicina la promozione in eccellenza dopo i primi 45 minuti al Sorbello Stadium. 2-0 contro il Città di Villafranca, inizia la ripresa, bastano 30 secondi a Mondello per sfondare sul lancio di Misiti. Mondello forse troppo altruista nell'occasione, preferisce mettere in mezzo, allontana Prince Bonda. Iniziano i cambi, dentro Ardiri per Fragapane al 51esimo. 53esimo, il Villafranca cerca il gol che potrebbe dimezzare le distanze, lancio da parte di Bellamacina per Riccardo Libro che sorprende alle spalle proprio il neo entrato Ardiri che lo tocca così, e per il direttore di gara questo intervento vale un calcio di rigore. Nonostante le proteste dal dischetto si presenta Bellamacina, ipnotizzato da Riccardo Ferrara che vuole mantenere la porta inviolata, vuole dimostrare di essere, come dicono le statistiche, il portiere più forte di Sicilia. Entra Peppe Bonasera al posto di Mondello quando siamo al 55esimo. Al 58esimo arriva la standing ovation meritata per Ferraù, al suo posto Barbera. 62esimo prosegue con i cambi mister Cosimini, è il momento del giovane Michele Crisafulli che va a subentrare sul terreno di gioco a una delle colonne portanti di questa Messana, Antonino Misiti. Minuto 66, bellissimo momento emozionante al Sorbello Stadium di Bisconte, quella di oggi pomeriggio è l'ultima gara in carriera di Andrea Taranto, portiere del Città di Villafranca, che si prende abbracci e applausi da parte di tutti. Al suo posto Gualberti. Arriviamo al 68esimo, Messana che con i nuovi entrati cerca ancora di offendere, bella combinazione a sinistra tra Barbera e Giuseppe Bonasera, sfera in mezzo, Cannavola mette giù, spara potentissimo
bellissimo col destro, la mette alta, 69esimo, l'ultimo cambio, c'è spazio anche per Gianluca Gazzè al posto di Gargiulo, minuto 71, Rizzo vorrebbe la gioia personale, il pallone potentissimo ma finisce di un soffio oltre la traversa, minuto 74, attacca Ventra che serve, la corsa a destra di Trigamo, sfera in mezzo, il pallone finisce ancora sul secondo palo, Barberalli indietro per Ventra che non riesce a trovare la gioia personale, minuto 79, il gol alla fine arriva proprio in questo out mancino molto utilizzato dalla Messana nella ripresa. Peppe Bonasera per Barbera che aggira il difensore e col destro secco la scaglia alle spalle del portiere. Siamo nei minuti finali, si aspetta solo la festa, fischia 3 volte il signor Azzolina, la Messana 11 mesi dopo torna in eccellenza, missione compiuta per la formazione di mister Giuseppe Cosimini, alla prima vittoria tra i grandi, alla prima stagione tra i grandi dopo tanti successi nel calcio giovanile, numeri clamorosi, una stagione che verrà ricordata come quella degli invincibili, miglior attacco, 70 reti, miglior difesa, appena 9 reti subite, 0 sconfitte, 4 pareggi e solo vittorie, sono 22. I ragazzi hanno dimostrato veramente di essere invincibili, miglior attacco, miglior difesa, nessuna sconfitta, nel calcio non c'è nulla di scontato, lo hanno meritato giorno dopo giorno con il lavoro, col sacrificio, con la parola che io sin dal primo giorno ho sempre voluto, gruppo, soltanto col gruppo si possono fare questi risultati e la fame, perché ripeto non era scontato assolutissimamente, tutti i grandi hanno fatto sì che questa squadra facesse un campionato assurdo e non abbiamo mai smesso di crederci, non ci siamo mai potuti godere una vittoria perché eravamo sempre lì pronti a preparare la prossima, per cui questo risultato secondo me vale il doppio. Sono felicissimo perché avevo questa ambizione qui di cominciare con i grandi dopo grandi risultati con i giovani e quindi avevo questa voglia, questa determinazione quest'anno di poter portare la Messana in eccellenza. Naturalmente è una grande società perché ci ha permesso di fare sin dal primo giorno, dal 29 luglio a questa parte, di essere organizzati e il direttore ha fatto un lavoro straordinario e poi voglio ringraziare in particolare il professore Traguzzi, per me è un padre, ha fatto tanto e abbiamo già lavorato anche gli altri anni insieme per cui sono felicissimo e poi anche il preparatore dei portieri Claudio Sgro. E per ultimo anche mio figlio che non l'ho mai trattato da vice ma da collaboratore, credo che si sia meritato ampiamente questa, chiamiamola, qualifica. Sappiamo tutti l'amarezza che c'è stata l'anno scorso quando abbiamo perso il play-out, però la società subito l'indomani è ripartita più forte di prima e vincere rimanendo qui è ancora più bello, però non è stato facile perché vincere non è mai facile. Farlo qui è veramente bellissimo perché oltre ad essere una grande società e non ci ha fatto mai mancare niente, è stato veramente un gruppo, ha vinto veramente il collettivo, perché tante partite è mancato Pepperizzi, è mancato Cannavò, è mancato Mondello, ma la squadra ha risposto sempre da grande gruppo e dal 29 luglio. Sei in semifinale di Coppa Italia e ha vinto il campionato, c'è un motivo, vuol dire che c'è un grande collettivo, uno staff veramente che è preparato, che ci ha fatto sempre andare bene, è una società che ha curato i minimi dettagli. Grazie veramente a tutti, ragazzi eccezionali, ambiente importantissimo come conoscete adesso anche voi e quindi un grazie in particolare va a mio fratello Ciccio De Luca perché l'anno scorso se non c'era lui difficilmente poteva arrivare alla Messana e quindi la Messana oltre le delusioni che ci stanno nel calcio mi ha regalato anche l'emozione. La delusione è stata l'anno scorso ho pianto, quest'anno festeggio.
abbiamo fatto tutti i ragazzi hanno dato una risposta in ogni reparto, il mister, gli organizzatori, abbiamo organizzato anche per sperare a qualcosa di meglio anche per il prossimo anno. Quindi siamo una grande famiglia e i giocatori fanno parte di questa grande famiglia e abbiamo notato che tutti vogliono venire alla Messana perché si trovano una grande famiglia e cresceremo insieme, o sprofonderemo insieme o cresceremo insieme, siamo sempre insieme nel bene e nel male. Questa è la forza della Messana. Partiremo da questa base, ci consulteremo in primo luogo col mister se come spero rimarrà alla guida di questa squadra. Cercheremo di mettere 2, 3, 4, 5 tasselli per fare, quantomeno per non fare l'eccellenza di 2 anni fa, di dire la nostra anche in eccellenza, e sono certo che qualcosa la potremo dire anche in eccellenza, che poi non si sa mai. Un regionale pieno di entusiasmo accoglie il Giarre per l'ultimo atto del campionato promozione 2024-2025. I gialloblu vedono lo striscione del traguardo a pochi passi e devono sconfiggere il Gerietro Cesso San Pietro per riconquistare l'eccellenza che manca in città dalla stagione 2020-2021. Pronti via i giarresi subito in attacco, sponda di Mongelli per Sinatra, dentro per Leotta viene dentro il campo, poi scarico su Gaiardo salta la pressione di un avversario, all'interno dell'area per Mongelli alza la testa, il cross sul secondo palo dove c'è Salvo Sinatra che di testa non può sbagliare, solo 2 minuti di gioco, il Giarre è già in vantaggio col suo fantasista. Non si ferma la spinta del giallo-blu, Gaiardo recupera una pallone, poi attacca a sinistra, Gaiardo la mette al centro per Mongelli che non controlla, arriva Sinatra non trova lo spazio, la affida a Mongelli la finta, Mongelli il sinistro, non trova la porta. Un altro pallone recuperato dal giallo-blu, lo fa trovato, la lascia a Gaiardo, accelera ancora l'argentino, Gaiardo per Mongelli, la lascia sfilare, Mongelli la conclusione, strozza il tiro sul fondo. Bozzanga raccoglie fuori dall'area un corner di Sinatra, poi va l'1 contro 1, il traversone dentro per Lopez, la risposta di Cascio, poi Sinatra prova a rimetterla al centro, ma il pallone attraversa tutta l'area e finisce fuori. 22esimo, Leotta scambia con Bozzanga, ancora Leotta. Vede il movimento dentro l'area di Mongelli, lo serve, Mongelli riesce a girarsi, Mongelli in diagonale, Fabio Mongelli a furia di attaccare, il Giarre raddoppia col suo numero 9, 11 in campionato per Mongelli. Monologo dei giarresi, calcio d'angolo di Sinatra, al centro per Tornitore che di testa cala il tris del Giarre, Vincenzo Tornitore, 14 in campionato per lui, a segno da 8 partite consecutive. È già tempo di cambi per mister Catania, esce proprio l'autore del terzo gol, Vincenzo Tornitore, dentro Tommaso Salvago. Un altro corner per i padroni di casa, lo batte Leotta, stavolta per Mongelli, respinge Cascio. Giarre incontenibile in attacco in questo primo tempo, un altro assist di Sinatra, verso Leotta che col mancino fracassa la porta. Mattia Leotta, 5 in campionato, secondo gol consecutivo dopo quello pesantissimo su punizione al Villarosa di settimana scorsa. Break ritrovato in mezzo al campo che resiste anche una carica, allarga a sinistra per Sinatra può andare all'1 contro 1, alza la testa, la mette al centro, perfetta per Salvago, traversa clamorosa. Per vedere in avanti anche il San Pietro nel finale di primo tempo, Villaggio, una serie di finte su Lopez, la lascia a Touré
Touré il mancino, non c'entra il bersaglio. Ad inizio di presa il Giarre alza un po' troppo presto le mani dal manubrio. Bozanga non si capisce con Gagliardo, recupera palla Touré. Touré entra in aria, il destro che batte Bollati, accorcia le distanze il San Pietro, la firma è di Touré. Primi cambi del secondo tempo per mister Catania. Fuori Mongelli, dentro Puglisi e fuori anche Leotta, dentro Patanè. Il gol segnato infonde coraggio a San Pietro che attacca qui su calcio d'angolo, schema corto verso Viola, poi ci prova Villaggio dal limite, si oppone Spampinato, il pallone schizza ancora tra i piedi di Viola che impensierisce Bollati, la palla rimane lì e Pepe sotto porta non può sbagliare. 4-2. Camarà prova ad allargare, sbaglia in la misura del passaggio, lo intercetta Sinatra punta Messina, lo salta netto, Sinatra entra in aria, dribbla anche il portiere, Sinatra a porta vuota, non può sbagliare, salvo Sinatra, ristabilisce le distanze e a quanta Torri torna nella classifica cannoniera a quota 14. Altri due cambi tra le fila dei padroni di casa, fuori proprio Sinatra, autore di una doppietta, dentro Paterniti ed esce anche Bozanga, al suo posto entra Papotto. Tanti spazi per le ripartenze del Giarre, Papotto pesca sulla destra Salvago che ha tanto campo per spingere, Salvago punta diritto all'area di rigore, Salvago da tu per tu con Cascio, il diagonale finisce di poco a lato. Minuto 70, Macri cerca Villaggio, troppo lungo per lui, recupera Salvago che l'affida a Patanè, Patanè ci prova a giro, alto sopra la traversa. Lopez avanza indisturbato a destra, ancora Lopez, arriva sulla tre quarti, scarico su Gagliardo, Gagliardo in aria per Salvago, Salvago il destro, respinge Cascio, ancora Salvago, arriva anche il primo sigillo in campionato del classe 2005, Tommaso Salvago. Il San Pietro firma il 3-6 con Viola, ma è ora di grande festa in casa Giarre. Il giallo-blu vincono il campionato promozione Girone C dopo una lotta serrata durata dalla prima fino all'ultima partita contro un grande avversario come il Camarat. Secondo campionato consecutivo vinto per la società presieduta da Mario Romeo e Massimo Santoro, che hanno avuto il grande merito di riportare il calcio a Giarre. Una gestione societaria seria, frutto di programmazione e lavoro sodo del direttore sportivo Danilo Scuderi e del direttore generale Gianluca Moschella. La squadra guidata da Sebi Catani e tutto il suo staff ha disputato un'annata straordinaria, senza mai mollare anche nei momenti di maggiore difficoltà. Il Giarre dunque torna in eccellenza. Guarda, abbiamo fatto lo stesso percorso sia all'andata che al ritorno, però erano momenti diversi. All'andata li avevamo presi troppo presto, io ero arrivato da poco e lì abbiamo capito realmente che se volevamo lottare per tentare di vincere questo campionato dovevamo alzare l'asticella in maniera importante, perché lì all'andata mi impressionarono come squadra. Nel giro di ritorno la sconfitta nello scontro diretto, il pareggio di Santa Venerina è stato il momento più difficile, però devo dire che questi ragazzi hanno reagito alla grande, ci hanno sempre creduto, speravamo in un loro passo falso che poi è avvenuto, per cui noi ci siamo fatti trovare pronti e ti posso garantire che non è facile, perché giocare che dovete vincere tutte le partite, sperare in un passo falso era un po' complicato, però noi dovevamo fare il nostro, l'abbiamo fatto bene, il merito principale va a questo spogliatoio che si sono comportati da professionisti da sempre e questi sono stati i risultati. Io so che cosa significa giocare in certe piazze, vincere in certe piazze, l'ho fatto a casa mia, l'ho fatto oggi e ti devo dire che comunque 2 promozioni in 2 anni non sono cose da poco. Sono felice di averlo fatto qui a Giarre, l'ho fatto in una piazza che ha masticato calcio importante, dove sono passati allenatori importanti. Vederli oggi felici in una tribuna così gremita non può che inorgoglire. La dedica mia, poi tutte le dediche calcistiche sono per mio papà, che ho perso circa 5 anni fa, che mi accompagna in tutte le mie avventure e che sono convinto che mi è sempre vicino. Ribadisco, quando sono arrivato e ho visto che il girone era quello dell'Agrigentino, ho chiesto espressamente alla società di cambiare quello che era un po' di cambiare un po' tutto, ma non per qualcosa in particolare. Io conosco l'Agrigentino, l'Enna Canichetti, San Cataldo, sono stato a Enna, ho fatto il girone A d'eccellenza, li conosco, sono piazze importanti dove c'è sempre tanta gente allo stadio, agonisticamente sono stati sempre campionati tirati, per cui le difficoltà sono aumentate. Per questo campionato ha un valore diverso.
Sicuramente per me è un'emozione speciale e sicuramente per me è una gioia immensa, soprattutto aver riportato il JAR in eccellenza, che sicuramente è una categoria più consona dove merita di stare. E il mio obiettivo quando l'anno scorso mi ha chiamato il direttore Scuderi era appunto questo. Per quanto riguarda me, ho lottato, ho sudato la maglia ogni partita e anche in allenamento mi sono allenato sempre bene per far sì di giocare spesso e volentieri. La cosa che diciamo è stata più importante è aver creato un gruppo, un vero gruppo. E diciamo che la nostra vittoria è stata questa. E non ti nego che non è facile, soprattutto in queste categorie, riuscire a creare un gruppo del genere. Con loro ho già avuto il piacere e la fortuna di giocare, sia con Sebbi l'anno scorso che con Daniele altri anni in passato, e il rapporto che si crea, che si è creato diciamo, con i ragazzi fuori al campo, non solo con loro ma un po' con tutti, sia con lo staff tecnico che con i ragazzi, è stata la nostra forza, è stato proprio quello che ci ha dato diciamo, quella spinta in più nei momenti di difficoltà, perché come hai detto tu durante l'anno si sono verificate tante diciamo, situazioni in cui noi siamo stati appunto in difficoltà, tante emergenze dovute a infortuni e squalifiche, ma la forza del gruppo è quello che diciamo, ci ha contraddistinto e ci ha portato a questa vittoria. Mi sono trovato subito benissimo con la squadra, ringrazio il mister che mi ha dato fiducia dal primo istante e niente, un anno veramente bello che si è concluso con questa vittoria del campionato. È un'emozione bella davvero. Girone davvero complicato quello quest'anno di promozione girone C, trasferte veramente distanti, addirittura nell'Agrigentino, una cosa mai successa nel girone C di promozione, generalmente solitamente un girone catanese, prettamente catanese, e invece le distanze sono state tantissime quest'anno, alla fine il JAR ce l'ha fatta, più forte anche di tutte le difficoltà che ci possono essere all'interno di una stagione, non è facile mai andare a vincere un campionato, il campionato di promozione. Adesso si arriva l'anno prossimo nel massimo torneo regionale. Abbiamo resistito aggrappati ai balconi, chiusi a rivedere in TV i vecchi trionfi, per nascondere nella commozione le lacrime di angoscia, paura e dolore. Ci siamo sentiti più forti insieme, perché ci siamo ritrovati uniti e compatti, come solo l'Italia sa fare nei momenti di difficoltà. Ci siamo abbracciati al tricolore, perché tra noi non potevamo, soli sui tetti a suonare l'inno. Negli stadi abbiamo ascoltato il silenzio della tragedia, vento nel deserto di una speranza che sembrava sempre più lontana. Ma tutti insieme ne stiamo uscendo, con apprensione per il futuro, con incertezze certo, ma con fermezza, coraggio e decisione. Oggi riaprono gli stadi, è tempo di asciugarsi le lacrime, è tempo di tornare a sognare, è tempo di rialzarsi e vincere.
Niscemi può ufficialmente festeggiare un traguardo storico. La prima squadra della città, guidata da mister Fabio Comandatore, è in eccellenza. Mauro e compagni hanno annichilito la Cibonaccorsi con un sonoro 6-0 e hanno fatto impazzire tutti i tifosi che ieri hanno gremito lo stadio Pontelongo, coronando una stagione da sogno che non poteva finire diversamente. Una supremazia assoluta quella dei gialloverdi nel girone D del torneo di promozione, con un vantaggio di 11 punti dalla seconda classificata. Oggi veramente è stata una bellissima giornata di festa, c'era un pubblico veramente almeno da Serie C, da Lega Pro, veramente grande. Siamo contenti per la città di Niscemi, per la società, per lo staff e per tutti i calciatori. Credo che ce lo siamo meritati. Dalla prima giornata all'ultima in testa, credo che sia un grande traguardo e un grande risultato del lavoro fatto dal 28 luglio. Sì, contentissimo per i gol di oggi, contentissimo per la stagione, per questi 27 gol come ben hai detto tu, ma soprattutto felice perché abbiamo vinto il campionato e possiamo prossimo anno pensare in un'eccellenza. È stata un'annata fantastica, una stagione dove abbiamo battuto tutti i record. Come capitano sono orgoglioso di questi ragazzi, per me è stato un onore anche giocare con loro, anche perché per me questa è l'ultima stagione, quindi finire la mia carriera con 2 campionati vinti a Niscemi penso che sia per un giocatore il massimo, specialmente la città dove tu sei nato. Abbiamo fatto un grandissimo campionato, merito della squadra, dei direttori, di tutti. Abbiamo fatto un lavoro bellissimo e il prossimo anno già diventa, diciamo, un altro campionato ancora molto più difficile rispetto a questo. Ma Niscemi c'è, Niscemi si è visto e quindi vediamo il prossimo anno che campionato fare, ma non faremo un campionato di bassa classifica. Festa universale. Quando accettai questo percorso che ha fatto il Niscemi tutti mi prendevano per pazzo e adesso magari tutti vorrebbero essere qui al mio posto. Sono contento e felice per me e tutti i miei compagni e penso che questo di qua è un traguardo che si aspettava già da molto. Il nostro obiettivo, questo è arrivato un momento che tutti oggi gioia che è incredibile per tutti i nissemesi, presidente, mister, tutti i giocatori. Abbiamo molto contento e questa è la vita. Abbiamo gioia oggi, guarda, tifosi incredibile, un gioia troppo felice oggi. Sono contento di queste cose, abbiamo vinto il campionato e sono contento per i tifosi qua, anche al mister, quindi niente da dire. Grazie a voi, grazie a tutta la società. Quest'anno è stato un anno importante per noi, ci speravamo dall'inizio e finalmente è arrivato. Abbiamo fatto una grande cosa a Niscemi, si è visto oggi con quasi 2000 persone che hanno riempito lo stadio e siamo felici di aver portato a casa il traguardo. È una bellissima cosa, una bellissima esperienza e penso anche per ormai i forestieri. Siamo felicissimi di aver preso questo obiettivo, era l'obiettivo che siamo prefissato già dall'inizio di stagione e niente, siamo felicissimi di tutto questo. Una grande felicità, una grande emozione, si capisce, è un risultato storico voluto, costruito nel tempo da una grande società, supportata, lasciatemelo dire,
senza immodestia anche dall'amministrazione, in un momento storico in cui lo stadio è una nuova, come dire, veste e si candida ad ospitare eventi importanti nel calcio, come dicevi tu, che conta. Siamo molto felici in questo momento. Un grazie da parte mia, dall'amministrazione di tutta la città, a questa squadra, ai familiari, agli sponsor che hanno reso possibile anche questo, perché l'invito già fin da subito è a supportare per quello che sarà la prossima stagione, chiaramente un ulteriore grande sogno che coinvolge uno sport sentito nell'animo e nel cuore di tutti i cittadini, e quindi forza Niscemi, congratulazioni ancora a tutti quanti, alla dirigenza, il mister. Questa vittoria la dedichiamo a tutti i nostri tifosi che non ci hanno abbandonato negli ultimi anni. Sì, è stato abbastanza complicato, però ci siamo riusciti. Oggi sono andato in doppia cifra, sono felicissimo. È il mio primo campionato, quindi è una cosa importante, un traguardo importantissimo. Per adesso godiamoci la festa, poi vediamo, adesso godiamoci l'entusiasmo e la festa che ci travolge in questi giorni. Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los baldíos, en el barrio, en la calle, en la vereda, en el pueblo, en la plaza. Y ese es Montiel. Somos todos Montiel, Gonzalo, vamos. Montiel al arco. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Somos todos Montiel, en esa ilusión de Potrero, en ese suelo argentino, el de Kempes, el de Di Stéfano, el de Maradona, el de Montiel, el de Messi. Somos campeones del mundo, lágrimas eternas, ya está, se terminó. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Argentina de Qatar y al mundo, de Qatar y a todos los planetas. Y aquí estamos con Maradona desde el cielo, en la tierra de Di Stéfano. Sí, en la tierra tuya, la del fútbol, la del asado, la del vino, la del mate, la del sentimiento, la de esa bandera tan vapuleada y tan representativa, única e inigualable. Por un instante, ¿esto qué va a ser? Demagogia, demagogia a las pelotas. Argentina, Argentina es el nuevo campeón del mundo. De acá, de Qatar y hacia todo el país, más que un puño apretado, Argentina es un canto a la ilusión. La ilusión termina siendo realidad. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Con le straordinarie emozioni delle 4 squadre che, vincendo i loro gironi, disputeranno il campionato di eccellenza la prossima stagione, chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ci vedremo chiaramente giovedì prossimo, puntuali 20:30, canale 19 di TVM Palermo.